La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cultura Andrea Biancaredu, ha deciso di avviare un progetto sperimentale di valorizzazione identitaria del territorio della lingua sarda attraverso la concessione di un contributo a favore di organismi che operino nel comparto dello spettacolo. L'obiettivo è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sulle associazioni culturali. Il finanziamento è pari a 300.000 euro che sono destinati alle associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale e operativa in Sardegna, che svolgano attività di spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica, della danza, con l'obiettivo primario della diffusione, della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso della lingua sarda e della cultura sarda. Beneficiarie anche le fondazioni che promuovono nel settore della musica la salvaguardia e la valorizzazione dei compositori sardi. Si tratta, ha sottolineato l'assessore Biancaredu, di un'iniziativa innovativa che mette in primo piano l'importanza della valorizzazione dell'identità della lingua e della cultura sarda attraverso gli organismi del comparto dello spettacolo come veicoli di divulgazione e promozione in tutto il territorio regionale. Al momento della presentazione della domanda devono aver svolto in maniera continuativa la propria attività da almeno 15 anni, realizzato almeno 15 eventi all'anno nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 29 febbraio 2020 e un minimo di 45 rappresentazioni. Inoltre devono aver versato nello stesso periodo contributi previdenziali per almeno 1.500 giornate lavorative. Per le fondazioni l'unico requisito richiesto è che la costituzione sia avvenuta entro il 2019. I progetti verranno esaminati per data di arrivo e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.